Alla presentazione della squadra biancazzurra era presente anche una vecchia gloria del calcio cragantino del passato, di passaggio da Agrigento dove ha incontrato un suo vecchio compagno di squadra, l'agrigentino Totò Patti. Si tratta del forte centrocampista Vincenzo Granata che allora proveniva dal Napoli. Noi ne abbiamo approfittato e lo abbiamo intervistato. Una gradita sorpresa a quello stadio Seneto di Agrigento, chi non ricorda Vincenzino Granata, un giocatore dai piedi buoni, dai lunghi lanci, che aveva sì il baricentro basso, però aveva le idee abbastanza chiare. Vincenzo, come mai qua ad Agrigento? Sono venuto ad Agrigento perché con il mio amico Patti ci sono venuto anche 2 o 3 anni fa. Mancavo da tanti anni, prima di 3 anni fa, e sono venuto e il pensiero anche di venire al campo, di vedere il campo, perché noi eravamo in terra battuta, oggi c'è uno stadio molto diverso e sono rimasto molto affezionato a questa maglietta, pure perché ho trascorso 2 anni bellissimi. Primo anno con Caramanno venivo in prestito dal Napoli, feci 8 gol quell'anno là da centrocampista, andavo benissimo e mi trattarono pure i tifosi in un modo eccezionale. Dopo Napoli cosa ha fatto Granata? Dopo il Napoli, dopo l'Agrigento sono ritornato a Napoli, ho fatto 2 o 3 campionati, un interregionale a Arzano e 2 con squadre a Pozzuoli. Poi queste squadre anche a Formia ho vinto campionati e portato queste squadre in interregionale e quindi sono stato felice perché anche in questo periodo le cose sono andate abbastanza bene. Appese le scarpe al chiodo, come si suol dire in sì, gergo? 70 anni e adesso li faccio il 1° settembre, quindi le metto al chiodo, anche se continuo a andare sempre sui campi e ci andrò sempre perché purtroppo all'età di 14 anni sono stato a Coverciano, vinsi una medaglia d'oro, ho avuto il piacere col Napoli di stare in panchina, col Milan, con la Lazio, diciamo ho sempre vissuto nel calcio e penso che finché avrò i piedi che mi porteranno su un campo di calcio ci andrò sempre volentieri.